Sicuramente sarete anche curiosi di sapere quali strumenti stiamo suonando. Io vi parlerò ovviamente della parte fiati, della parte flautistica, poi i miei colleghi sicuramente tra una suonata e l'altra vi diranno qualcosa anche sui loro strumenti. Quello che avete sentito adesso si chiama in gergo tecnico il flauto sopranino, in realtà è un po' come fosse l'ottavino del flauto traverso. All'epoca si chiamava semplicemente flautino o, diciamo, a Venezia il flautini, inteso come il flauto piccolo rispetto al flauto più grande, che è esattamente il doppio, il flauto che userò per le sonate successive. È un flauto dolce, quindi uno strumento che conoscete bene perché viene usato nella didattica a scuola, adesso no perché può essere contagioso, quindi si evita, però è uno strumento molto popolare chiaramente. Il suo grande exploit è stato appunto tra la fine del 600 e i primi 30 anni del 1700 e per questi strumenti hanno scritto autori molto importanti come Vivaldi, Bach, Handel, Telemann, quindi era uno tra gli strumenti a fiato sicuramente più utilizzati e molto popolare anche perché non era così difficile e impegnativo come il flauto traversiere che sentirete adesso oppure l'oboe o il fagot. Adesso vi faremo sentire una sonata di Blatti, un altro compositore veneto, che ha scritto una raccolta di 6 sonate per il flauto traversiere, che è quello che tenevo in caglio, che è uno strumento che diciamo che è il nonno del flauto traverso moderno, che adesso sapete benissimo è uno strumento in metallo, mentre lo strumento all'epoca era uno strumento in legno. E non ha neanche una chiave, a parte questa in fondo, e ha dei fori come il flauto dolce, uno strumento un po' più semplice. Buon ascolto.
Adesso questo strumento, che è il clavicembalo, prenderà una nuova veste, non più quella di accompagnatore al basso continuo, ma farà il solista, e sentirete quindi un concerto di Antonio Vivaldi di tre tempi, che non è originale ovviamente per il clavicembalo, ma è originale dall'estro armonico, è un concerto per violino e orchestra. Però all'epoca di Vivaldi la musica di questo grandissimo compositore, che era chiamato il Prete Rosso, era talmente bella, talmente faceva proprio bellezza, che veniva presa e girava in tutta l'Europa, e moltissimi compositori la trascrivevano per altri strumenti. Uno dei casi più famosi è quello di Bach. Bach prende molti concerti per orchestra di Vivaldi e li trascrive per l'organo. Ne trascrive però altrettanti anche per il clavicembalo. Invece questo concerto qui, che esiste anche nella trascrizione di Johann Sebastian Bach, è trascritto da un inglese ed è, diciamo, contenuto in un manoscritto che si chiama Anne Dawson Book, il libro di questa Anne Dawson. Ovviamente non è un clavicembalo originale, ma è una copia fedele all'originale. Il dipinto che vedete rappresenta il Tevere, Trastevere, siamo nei primi anni del 1700, è un quadro che esiste veramente, perché il clavicembalo, l'originale, fa 1691 come data, e lo potete trovare, ce ne sono diversi di questo costruttore, si chiama Giovanni Battista Giusti, ma uno dei suoi originali sta nel Museo della Collezione Tagliavini a Bologna, e non è fatto così, ma ha le zampe fatte a forma di zampa di leone, quindi è molto voluminoso, molto barocco. Quindi Antonio Vivaldi, concerto in tre tempi.
L'ultimo della famiglia a dire qualcosa sono io, così vi presento questo violoncello, diciamo, un po' diverso dal solito. Allora, questa è una copia di uno strumento di metà Settecento di Giovanni Battista Guadagnini, che è stato, diciamo, l'unitario che ha lanciato la libreria classica verso la modernità, tanto per riassumere un po' la libreria spicciola. Come vedete ha alcune, diciamo, piccole diversità o grandi diversità, a seconda di come volete vedere. Allora, la prima sono queste cose che sono fatte in ligia, ovvero il testino di mucca, in un caso specifico, di motori in questo caso. Materiale che è sempre stato usato e si è, diciamo, raffinato, è sempre usato, diciamo, dal 400 in poi, anche quello, insomma, nell'antichità si utilizzava la paglia, il modello era molto più utile, anche se un po' instabile. Verso la fine del 600 hanno cominciato ad arrivare le corde investite, che ha diminuito un po' i cavi e ha aiutato un po' i violoncellisti a trovare un po' una tranquillità quando mettevano il genetica, riassumere. E nella Serenissima, visto che il concerto è dedicato proprio alla Serenissima, il violoncello ebbe un ruolo molteplice. Ci sono, diciamo, due violoncelli che bisogna avere in mente. Il primo è quello stanziale, quello veneziano, anzi dentro della precisione, con Antonio Bandini, che era il massimo esponente della scuola, diciamo, veneta, amico di Tartini, quindi quest'anno anche l'anno tartiniano, si chiamava lei Tartini e Bandini, e invece l'altro che è il violoncello d'esportazione, ovvero i violoncellisti che si formavano a Venezia e che poi andavano a lavorare all'estero. Il caso, per esempio, di Flappi, che era un buonista e anche violoncellista e che poi aveva potuto lavorare a Buco, che lavorò lì. Quindi dovete pensare un po' che il violoncello a Venezia è un po' multiforme. Dopo, per un certo periodo, ma trovate ancora dei libretti, dei dischi che dicono così, che il violoncello solistico si è formato a Venezia. In verità non è proprio così. Il violoncello solistico, in produzione, Candino aveva già 80 anni quando veniva a Venezia. A Venezia c'era già stato Gabriele, poi Vivaldi, che avendo tutte le sue punte, essendo anche di queste fanciulle sulla base di violoncello, dedica 27 concerti al violoncello, più un concerto per il violoncello. E mi fermo perché poi mi faccio perdere l'entusiasmo Tra parentesi, ho presentato il violoncello suonando poi un pezzo che il violoncello non c'entra niente, perché questo basso che voi sentirete in verità è molto più probabilmente adatto per la viola da gamba, che è la nostra cugina francese contro la quale abbiamo combattuto una battaglia a metà del Settecento, l'abbiamo vinta noi. Vabbè, bisogna dirlo. Per chi non lo sa, Paolo Benedetto Bellinzani è stato il maestro di cappella dell'Uomo di Udine. Giusto, è vero. Ha scritto moltissima musica, soprattutto musica vocale e orchestrale. Abbiamo anche un mese fa eseguito alcuni suoi mottetti nella Basilica di Grado. È musica molto bella, molto interessante. Ci sono poche occasioni di eseguire perché ovviamente Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven vanno più forte. Però sappiate, insomma, che è bella musica e sentirete in particolar modo questa sonata. È una delle Che più chiude la belle, raccolta, insomma, no? è un gran pezzo. È l'ultima della raccolta dedicata a Flavio.
Come bis eseguiremo una ciaccona dalle 12 sonate di Benedetto Marcello. Doveva essere una sorpresa, ma invece è sul È programma. scritto, quindi sorpresona. Sorpresone, esatto. Chi fosse comunque interessato anche a sentirci ancora, abbiamo anche dei dischi. Gran parte di questo programma è proprio confluito in un disco dedicato a Benedetto Marcello, Bellinzani e Vivaldi. Grazie. Chi volesse chieda a lui, che lui è quello informato. Thank you.